Buongiorno a tutti, benvenuti ai giornalisti, benvenuti ai tecnici e responsabili del Climatica. Un ringraziamento a tutti voi per essere qua oggi e un ringraziamento particolare anche a tutti i commercianti che hanno aderito a questo progetto di Ascom, a tutto questo gran numero di commercianti, perché in effetti siamo rimasti sorpresi anche noi per come sia stato recepito questo portale. Credo che mai come in questo momento ci sia l'esigenza di aderire ad internet per una battaglia che si sta conducendo ormai da diverso tempo. La vendita di prodotti attraverso la rete ha spesso messo in ginocchio anche le nostre piccole aziende. Perché? Perché ci sono prezzi stracciati e perché c'è una diffusione molto più importante. Al contempo però le potenzialità e la diffusione di internet, ora sfruttabili anche attraverso i telefoni cellulari, sono una risorsa di cui tutti noi vogliamo approfittare. Per questo abbiamo intrapreso il cammino che oggi presentiamo. Grazie alla professionalità della società che ha gestito questo portale, Alchimatica, abbiamo realizzato un portale che vuole dare qualcosa in più alla città di Vittorio Veneto. Proprio per questo è stato chiamato Vittorio Veneto Più. Lo scopo è molto semplice. Con la stessa cura con cui ognuno di noi allestisce le proprie vetrine, ne abbiamo approntata una di virtuale, su internet appunto. Essere presenti in rete è ormai imprescindibile, ma non tutti i commercianti o i pubblici esercenti hanno la voglia, il tempo o la predisposizione per realizzare un sito personale. Lo scopo appunto è questo, allora, quello di essere vetrina, e infatti in ogni sito personale tutti troveranno gli orari, i marchi venduti, le promozioni, le informazioni del punto vendita. In più questa vetrina virtuale consente ai commercianti di tutta la città di fare squadra. È nato anche e proprio per questo, costituendo una sorta di centro commerciale virtuale, grande come tutta la città. Essere in tanti, da un lato, è molto positivo perché arricchisce il sito e più numerosi siamo e più aumenta l'interesse di questo portale, il numero dei visitatori, e dall'altro aumenta il legame tra gli associati, che si traduce in un maggior peso politico anche nei confronti delle battaglie sindacali. Oltre a questa vetrina, questo portale fungerà anche da motore di eventi e iniziative che si svolgono in città, secondo gli intendimenti più volte dichiarati da Ascom Vittorio Veneto e della società collegata Città del Benestare. Ecco, io direi di fare anche un appello ovviamente ai vittoriesi in questo momento perché inizino a sfruttare questo portale, perché molto spesso il commercio vittoriese è un po' in crisi anche perché i cittadini vittoriesi non sanno neanche, alcuni non sanno cosa c'è di buono in questa città. Direi andatelo a vedere, andate a vedere i siti di tutti i negozi, vi renderete conto delle opportunità che ci sono anche a Vittorio Veneto. Ecco, un grazie un po' a tutti voi e darei la parola adesso ai responsabili o alla dottoressa del... Buongiorno a tutti, un grazie di cuore al nostro presidente. Io mi chiamo Paolo Trolese, sono il responsabile del progetto vittoriovenetopiù.com e lui è Tommaso Gasparotto, il mio collega sempre di Alchimatica. Allora, devo dire che è stata veramente una bella esperienza questa di Vittorio Veneto in tutti i sensi. In primis dall'accoglienza dell'associazione commercianti rappresentata da signor Paludetti e dalla dottoressa Secchi. In secondo luogo per veramente il riscontro che abbiamo avuto da tutti i commercianti ai quali abbiamo proposto l'adesione al portale, che è stata, devo dire, accettata con estremo entusiasmo. Il portale è già online in realtà da qualche giorno, ma parte ufficialmente oggi con questa presentazione ufficiale. Come funziona? Fondamentalmente noi abbiamo voluto creare una vera e propria piazza virtuale. Cosa vuol dire piazza virtuale? Esiste il terreno, la terra, le strade e gli edifici. Prendiamo tutto questo e lo portiamo su web in maniera assolutamente astratta. Come ogni singolo commerciante o esercizio pubblico o negozio o ristorante o albergo, qualsiasi tipologia di attività commerciale
ha la propria struttura, la propria vetrina, la propria sede nelle varie vie dislocate nel comune, qui ha la stessa cosa e ha la libertà di allestirsi a proprio piacimento il proprio profilo all'interno del portale, del suo territorio, perché qui si parla di un livello territoriale, quindi che va a chiamare tutta l'utenza del vicinato fondamentalmente, ma non dimentichiamoci che siamo su internet. Internet ha una visibilità non definita, quindi gli accessi arriveranno da qualsiasi potenziale sede fondamentalmente. Come funziona? Noi qui vogliamo far vedere all'utente quello che Vittorio Veneto offre in termini di svago, di manifestazioni, di eventi, di iniziative in generale, di novità e di offerte. Tutto questo viene caricato direttamente dai singoli esercizi commerciali, okay? E vengono uniti a quello che caricheremo noi, assieme ovviamente al comune, alle informazioni che ci vengono fornite dal comune, dalla Proloco, dall'Ascom stessa, delle varie associazioni vittoriesi, per creare un punto di riferimento effettivo su Vittorio Veneto di tutto quello che è l'offerta, ovviamente commerciale in questo senso, perché noi siamo commercianti, che va a completare quindi l'offerta culturale, storica, sociale offerta dal sito del comune, dal sito della Proloco, dal sito dell'ufficio turismo, con i quali abbiamo già instaurato tutti i vari collegamenti a doppio senso. Quindi noi colleghiamo loro e loro a sua volta collegano noi. E così manteniamo distinte tutte quelle che sono le offerte che il comune può offrire in termini di cultura, svago e commercio, in questo caso, e noi ci basiamo proprio sull'aspetto puramente commerciale. Abbiamo quindi a disposizione una home page, che sarà ovviamente quella più cliccata, quella più frequentata, che propone gli ultimi eventi e cliccando nella lista totale potrò vedere la lista completa. Potrò avere una lista di novità che possono riguardare novità di qualsiasi tipo, una novità espressa dal comune, una novità espressa dal singolo esercizio commerciale, una novità espressa dal singolo bar, che può essere, che ne so, l'arrivo, in questo caso per esempio, di il menù autunnale di un ristorante, piuttosto che l'arrivo della collezione autunno-inverno di un negozio di calzature, di abbigliamento, insomma di qualsiasi genere, l'arrivo di una nuova linea di fumetti per un negozio che vende questa tipologia di prodotto. Una vetrina che fa comparire 6 esercizi come focus principali assolutamente casuali, quindi nel momento in cui si va ad aggiornare il portale ne compariranno 6 diversi, fondamentalmente perché il portale vuole essere assolutamente democratico. Tutti coloro che aderiscono all'iniziativa hanno lo stesso peso e non viene assolutamente valorizzato nessuno rispetto agli altri. Ovviamente chi più caricherà il proprio profilo con eventi, novità e promozioni avrà una maggiore visibilità, perché tutto quello che il singolo esercizio commerciale va a caricare automaticamente avrà uno spazio privilegiato in home page piuttosto che nel calendario eventi. È la stessa esatta logica che si ripercuote nella vita quotidiana. Chi più è attivo nel proprio lavoro più ha visibilità. Se io mi faccio il mio volantino, la mia locandina, faccio una distribuzione di queste cose, ho una visibilità. Se ne faccio di meno, ne avrò di meno. Qui è esattamente la stessa cosa. Ovviamente noi saremo sempre presenti e disponibili, quindi per qualsiasi urgenza, per qualsiasi bisogno, per una mancanza di praticità d'utilizzo degli strumenti, noi siamo sempre disponibili. L'utilizzo del portale è assolutamente semplice, alla portata di chiunque, non occorre essere dei maestri dell'informatica, ma con veramente pochissimi clic la possibilità di creare delle vere e proprie pagine web all'interno di un vero e proprio profilo. Okay. Prendiamo questo profilo come esempio. Qui si tratta di un ristorante, un'osteria ristorante, che ha già caricato parecchie news riguardo i temi d'autunno, il menù della settimana addirittura,
e anche si mette in collegamento varie manifestazioni che lo riguardano in prima persona oppure che riguardano la piazza all'interno del quale si va a svolgere. C'è una serie di fotografie, una fotogallery che riguarda l'esercizio in questione, c'è una descrizione che potenzialmente può coprire tutto quello che desidera inserire l'esercizio commerciale, e fondamentalmente abbiamo veramente un vero e proprio aggregato di tutte quelle che sono le attività commerciali su Vittorio Veneto. Però non vogliamo fermarci qui. Il progetto non è fine al semplice sito internet, portale web. Ricordiamo che è appena cominciato, che è appena partito, l'iniziativa prende via ufficiale oggi. Abbiamo affiancato, ed è partita ufficialmente ieri, diciamo, in occasione appunto di questa introduzione con la stampa, anche una pagina Facebook dedicata al portale. Il portale, ricordiamo, si raggiunge cliccando www.vittoriovenetopiù.com. La pagina Facebook è raggiungibile direttamente da qualsiasi pagina del portale con l'icona dedicata, e comunque sia l'indirizzo è www.facebook.com/vittorio.venetopiù, e compare, diciamo, l'alter ego su Facebook di quello che è il nostro portale. Devo dire che in un giorno abbiamo avuto veramente un ottimo riscontro da parte dei nostri utenti, in quanto in pochissime ore abbiamo già raggiunto parecchie amicizie e parecchi contatti. Nella pagina Facebook non facciamo altro che comunicare ulteriormente quello che succede a Vittorio Veneto e che viene quindi proposto dal portale. Quindi tutto quello che viene caricato dai singoli esercizi commerciali all'interno del portale noi lo riversiamo anche su Facebook, e quindi dando la libertà a qualsiasi utente Facebook di condividere le informazioni, scrivere la sua battuta, il suo post, quindi essere partecipe anche proprio da cittadino, da utente comune, non necessariamente commerciante, negoziante, con questa iniziativa su Vittorio Veneto, insomma. Un'altra cosa importante è la presenza, e comincerà dalla settimana prossima, di una newsletter settimanale. Quindi ogni settimana verrà inviata da parte dello staff tecnico, fondamentalmente, una newsletter che comprenderà una lista di quelli che sono gli eventi proposti all'interno del portale, quindi sul territorio vittoriese, affiancata come sempre dalle offerte e dalle proposte commerciali in generale. Due cose voglio ribadire che prima ho detto nell'intervista. Il sito è aperto ovviamente a tutti, nel senso che noi è gestito dall'Ascom, è stato programmato e fatto un po' dall'Ascom su un portale già esistente, però ovviamente è anche aperto ai non soci Ascom, perciò a tutto il commercio vittoriese in questo momento. Un'altra cosa è che in questo momento è solamente per la città di Vittorio Veneto, prossimamente verrà allargato a tutto il mandamento, perciò il nostro mandamento che va da Miane fino a Cordignano per tutta la Pedemontana potrà anche lui essere inserito in questo portale, ovviamente tutti i nostri soci e non, perciò il commercio del nostro mandamento. Un'altra cosa è il costo della partecipazione a questo portale. Ogni commerciante avrà un costo di 150 euro annuale per la presenza in questo portale con il suo sito. Ovviamente per i soci Ascom c'è uno sconto di 50 euro e di 100 euro più IVA. Un'altra cosa per il portale è che quelli che non hanno questa dimestichezza con questa elettronica, con il computer, con internet, ovviamente potranno essere affiancati dallo staff di Alchimatica, che è sempre disponibile in ogni momento, in ogni situazione. Adesso sono anche uscito e chiedo scusa se l'avete già detto, ma mi sembrava importante sottolineare il fatto che consente di entrare su internet anche appunto a chi non ci ha neanche mai pensato, perché magari ha un'attività commerciale che... Sì, ben l'avevo... sai che cosa? Forse il fatto che la visibilità di questo sito è indipendente dal fatto che uno conosca già vittoriovenetopiù.com, cioè che dopo il lancio iniziale, certo, così come abbiamo già fatto nei nostri altri portali, perché è un progetto
che non nasce per Vittorio, cioè ha già dato dei risultati in altre città e che quindi i suoi risultati poi sono indipendenti. Una ricerca sui vari motori di ricerca porta comunque ai profili dei nostri commercianti. Sì, questo in effetti è una cosa importante, non è necessario che l'utente, quindi il visitatore del portale, debba conoscere vittoriovenetopiù.com. Avrà modo di conoscerlo raggiungendolo direttamente da una ricerca sul motore di ricerca in generale, insomma, perché ricordiamo che non si parla di un sito internet singolo in riferimento ad una singola attività commerciale, ma è un aggregato di tantissime attività commerciali ed è interconnesso con una rete di tanti altri siti internet di spessore, perché qui si parla di siti istituzionali comunali e che quindi poi daranno una forte valenza in termini di indicizzazione, posizionamento sui motori e quindi di visibilità non solo del portale ma anche delle singole, non solo dell'home page del portale ma anche delle singole pagine, quindi dei singoli eventi, delle singole novità e delle singole offerte che vengono introdotte o dal commerciante che può accedere attraverso login e password o da parte nostra in qualità di assistenti oppure di gestori del profilo comunale. Posso chiedere due cose? Uno, quanti sono i commercianti che hanno già aderito? Il numero certo penso sia... il numero certo non lo so, però attorno ai 90, 89, 90, non ricordo il numero preciso, però sono una novantina, sì, attualmente. E visto che l'ICPT era proprio sul commercio che adesso corre online, tra i progetti futuri c'è anche quello di, oltre ad essere una vetrina, anche di essere un punto per il commercio, cioè il negozio di abbigliamento Vittorio Veneto potrà anche vendere online? Sì, credo di sì, non direttamente con questo, ci vorranno delle modifiche che poi tecnicamente nello sviluppo del progetto. Ce n'era già parlato. Esatto, sì. Il progetto prevede ovviamente degli sviluppi futuri, cioè non vogliamo limitarci a questa veste che attualmente è una veste di presentazione, okay? Nel tempo verrà esteso con altre tipologie con altre varietà di funzioni, insomma. Quindi ci sarà anche la vendita online, ci sarà magari anche la possibilità di acquistare dei coupon, ci sarà la possibilità di fare altre tipologie di attività. Per la nostra esperienza è importante intanto far conoscere lo strumento, okay, con tutti i canali comunicativi che siamo riusciti, diciamo, a realizzare e dopodiché un po' alla volta svilupparlo. Sì. Okay. Questo è. Bene. Sì, forse abbiamo messo il discorso sì, un'altra cosa importante è che sì, spesso e volentieri internet è un mondo che ha dei costi importanti, okay? Soprattutto per una realtà piccola o medio piccola. Con questo portale vogliamo quindi dare la possibilità a chi magari non è presente online di esserlo attraverso un portale appunto che ha un costo molto limitato alla fine, che però sfrutta innanzitutto la possibilità di crearsi quante pagine, quindi quanti eventi, novità e offerte uno voglia. In più tutto uno staff alle spalle formato dall'aggregazione nostra, quindi di Echimatica, con l'ASCOM, con il comune e con le varie realtà che ci gravitano attorno, che ne faccia comunicazione. Quindi alla fine il gioco vale la candela, voglio dire. Quindi mentre per chi ha già un sito internet, quindi è già ambientato in questo mondo, e questo è un fortissimo strumento per canalizzare tutti gli accessi al proprio sito internet personale, fondamentalmente, perché c'è la possibilità ovviamente di creare un riferimento diretto. Diciamo che un'azienda che possiede già un suo sito internet personale solitamente viene visitato da chi già lo conosce, quindi da clienti abituali, o da chi effettua una ricerca molto mirata, perché è difficile per un'azienda comunque dal nulla, un'azienda di abbigliamento o di ottica, inserirsi nei motori di ricerca passando davanti alle grandi aziende, ai grandi marchi. Invece un portale di questo genere, essendo visitato
ogni profilo magari inizialmente ha poche visite, però il portale nel suo complesso accumula una quantità molto alta di visite e quindi la visibilità del portale aumenta, conseguentemente anche quella dei singoli profili. È un circolo virtuoso di cui tutti i partecipanti godono e che nel tempo può solo migliorare. Già adesso stiamo vedendo che i risultati sono ottimi e siamo online da pochissimi giorni. In questo caso non è un azzardo dire che i margini di miglioramento saranno veramente continui. Bene, grazie a tutti.